La città di Agrigento si prepara all'evento inaugurale di Capitale della Cultura 2025 con l'arrivo del presidente Mattarella al Teatro Pirandello. Interrogazione parlamentare del capogruppo del PD, onorevole Catanzaro, sulla sua gestione. Firmata la convenzione tra il Parco della Valle e il FAI per la gestione 25ennale del sito della Colimpetra. Report dell'Osservatorio Provinciale sulle presenze turistiche in provincia in netto aumento dopo il Covid. Prorogate le agevolazioni tariffarie dalla Regione per il caro voli in Sicilia ai residenti. Giuseppe Milisenda Giambertoni è il nuovo presidente del Tribunale di Agrigento, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Cassum Favara perde in casa la partita di recupero con la Reggina per 3-1. Buongiorno e benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 16 gennaio giovedì. Agrigento si prepara all'evento di inaugurazione di Capitale della Cultura 2025 con la presenza del Capo dello Stato al Teatro Pirandello. Il servizio. Su Agrigento, Capitale della Cultura 2025, è intervenuto tramite una dichiarazione all'ANSA il presidente della Regione Schifani, che afferma ha avuto modo di esaminare l'elenco completo degli eventi inseriti nel programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Si tratta di un calendario corposo e ben fatto, ricco di appuntamenti di pregio. La Regione continuerà, afferma Schifani, a fare la propria parte a sostegno del buon esito dell'iniziativa, per una ricaduta positiva non solo per la città dei templi ma per tutta la Sicilia. Nel frattempo fervono i preparativi per accogliere il Presidente della Repubblica Mattarella. Stamani le zone del campo sportivo sono state asfaltate dall'amministrazione comunale, causando tanti disagi a molti cittadini che improvvisamente si sono trovate le strade chiuse per i lavori senza un avviso preventivo. Il Presidente della Repubblica Mattarella atterrerà in elicottero sul prato dello Stadio Esseneto, poi subito al Teatro Pirandello. La cerimonia inizierà alle ore 11 e sarà trasmessa in diretta dalla RAI. Stop al transito veicolare sabato mattina nel centro città dalle 9 fino a cessato bisogno. Le forze dell'ordine saranno schierate in massa e dovranno occuparsi anche del pieno rispetto dei divieti che servono a garantire la massima sicurezza all'inaugurazione dell'evento. Intanto la Fondazione del Teatro Pirandello ha annunciato che i lavori per la sistemazione del tetto sono stati ultimati e il rischio di ulteriore infiltrazione di acqua piovana è stato del tutto eliminato. I vertici della Fondazione affermano c'è un clima di attesa per il grande evento al Teatro Pirandello in programma sabato. Con l'arrivo del Presidente Mattarella si lavora con entusiasmo e impegno per prepararsi ad accogliere una manifestazione prestigiosa come quella inaugurale dell'anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, una manifestazione, a detta agli organizzatori, che darà il via a tante altre interessanti iniziative contenute nel ricco calendario di eventi, molti delle quali ospitate nella nostra struttura. Il Teatro Pirandello, appunto, che stiamo tirando a lucido, e proprio in questa direzione sono andati i lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione a cura dell'ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Un'interrogazione parlamentare è stata presentata dal capogruppo del PD, onorevole Michele Catanzaro, al Presidente della Regione Schifani, agli assessori al turismo Amata e quello dei beni culturali su Agrigento Capitale della Cultura, mentre il responsabile del Codacon si chiede le dimissioni del sindaco Miccichei. Il servizio. Quella che doveva essere una ribalta per Agrigento e per la Sicilia rischia di trasformarsi in un karachiri, dal momento che la Capitale Italiana della Cultura fa parlare di sé quasi soltanto in negativo, tra strutture inadeguate, conferenze stampa flop e cartelli stradali pieni di strafalcioni. Lo afferma Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, primo firmatario insieme con gli altri deputati Dem di una interrogazione su Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Nell'interrogazione, rivolta al Presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore regionale al turismo Elvira Amata e all'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, si chiede di sapere per quale motivo non sia stata costituita una cabina di regia, sollecitando il governo regionale a porre urgentemente in essere azioni di coordinamento e controllo sull'attività di gestione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 al fine di arginare possibili disagi e tutelare l'immagine del territorio.
Sulla vicenda interviene anche il Codacons attraverso il suo responsabile regionale Giuseppe Di Rosa, che denuncia il totale fallimento dell'amministrazione guidata dal sindaco nella gestione di Agrigento, capitale italiana della cultura. La città, oggi protagonista in negativo su tutte le principali testate giornalistiche nazionali, si trova in una situazione critica che richiede un atto di responsabilità immediato, le dimissioni del primo cittadino. Firmato stamani nel corso di una conferenza stampa il nuovo accordo tra il FAI e il Parco Archeologico Valle dei Templi per la gestione del bene nei prossimi 25 anni. Nel 2025 nuovi servizi, nuovi spazi per la valorizzazione, investimenti nella ricerca, a cominciare dalla prima campagna di scavi archeologici che già promette eccezionali risultati. Le interviste. Quali sono gli obiettivi di questo partenariato tra FAI e Parco della Valle dei Templi? Gli obiettivi sono sempre quelli di 25 anni fa: essere di fianco al Parco Archeologico, all'amministrazione, alla città di Agrigento e agli agrigentini per il bene di questa città che io dico sempre è una delle più belle città del mondo. E la Colimbetra è una specie di paradiso terrestre di Agrigento, l'abbiamo trovata in uno stato di discarica, era una fogna a cielo aperto, oggi è un piccolo pezzo di paradiso terrestre, un agrumeto favoloso, pieno d'acqua. Nei prossimi 25 anni, con fiducia, con vigore, con amore, dandoci la mano con il Parco Archeologico e con l'amministrazione comunale, vorremmo dotare la Colimbetra di nuovi servizi, di nuove ricerche, di nuovi studi. Vogliamo aiutare per quello che possiamo, per quel poco che possiamo, questa straordinaria società a dimostrare al mondo che è l'erede di una tradizione prestigiosa che deve continuare e che il mondo deve conoscere. Quindi siamo felici di questa nuova firma e siamo felici, come dire, che il Parco Archeologico abbia scelto di nuovo il FAI per altri 25 anni per essere un suo partner. Quindi siamo molto grati alla Regione, all'assessore Scarpinato, al Presidente, ma soprattutto alla città di Agrigento. Agrigento per la cultura, il FAI sarà coinvolto, la Colimbetra sarà... Beh, certamente, noi inaugureremo nel 2025 le restaurate Case Montana, dove racconteremo, che come sapete sono due piccole semplici casette di mattoni di terra, dove racconteremo la meravigliosa storia. Un nuovo progetto per quanto riguarda il giardino della Colimbetra? Beh, oggi presentiamo l'accordo di partenariato che vede continuare la collaborazione attraverso un'istituzione come quella del FAI che soprattutto in questi ultimi 20 anni, 25 anni era la concessione di prima, ha saputo trasformare e rendere accattivante e meraviglioso nel rispetto dei principi di conservazione, tutela e valorizzazione una parte del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Noi siamo felici di poter continuare con un'istituzione come il FAI ed avere all'interno della nostra Valle dei Templi questo gioiello che è la Colimbetra. Come cambierà quell'angolo di parco? Il FAI ha messo delle risorse per cui ha già acquistato un immobile, le Casine Montana, che saranno messe a disposizione dei visitatori. Da lì si farà tutta la parte di valorizzazione, di didattica anche per i ragazzi e poi ha un progetto già presentato per quanto riguarda i nuovi servizi all'interno della Colimbetra e poi c'è l'aspetto archeologico che è un ulteriore tassello che va ad aumentare la specificità di quest'area, cioè un'area archeologica che è stata osservata. I progetti che abbiamo in campo pronti per il 2025 sono tantissimi. Abbiamo previsto circa 75 giornate con eventi dei più disparati, si va dagli eventi incentrati sui temi del paesaggio e dell'ambiente ad iniziative invece di intrattenimento, perché ci piace anche raccontare una Colimbetra più, come dire, anche allegra e leggera, soprattutto durante il periodo estivo. Quindi siamo contenti ovviamente di aver ricevuto questa importante conferma, perché questo ci consentirà di continuare ad investire sulla città, quindi non soltanto sul giardino in sé, ma proprio su tutto il territorio agrigentino. Questo per noi è un grandissimo orgoglio, un grandissimo motivo di orgoglio e quindi grazie ancora a tutti per il sostegno e affrontiamo assieme questo 2025.
Turismo in provincia, trend di forte recupero rispetto al periodo pandemico, il futuro fa ben sperare anche per Agrigento, capitale della cultura, secondo un report fatto dall'Osservatorio Turistico Provinciale che ha analizzato i dati sulle presenze turistiche di questi ultimi anni per verificare gli effetti della pandemia e valutare i dati alla fine del 2024 in servizio. L'Osservatorio Turistico Provinciale ha analizzato i dati sulle presenze turistiche di questi ultimi anni per verificare gli effetti della pandemia e valutare i dati alla fine del 2024. È emerso un trend di grande recupero rispetto al periodo pandemico, durante il quale negli anni 2020 e 2021 le presenze turistiche si erano più che dimezzate. Dopo un 2022 di transizione, gli anni 2023 e 2024 hanno segnato significativi incrementi delle presenze turistiche sia nel comparto alberghiero che extra, con un notevole recupero del primo rispetto ai dati degli anni precedenti. Un apporto significativo di crescita delle presenze è stato determinato in questi anni dallo sviluppo delle strutture ricettive extraalberghiere o da quello esponenziale dei fitti brevi, che hanno dato una spinta all'ospitalità diffusa con l'utilizzo di molti immobili inutilizzati o riconvertiti per tale fine. Il numero degli immobili per fitti brevi è circa il triplo di quelli classificati. L'Osservatorio Provinciale avverte però che si tratta di uno sviluppo disordinato, seppure dettato da una liberalizzazione del mercato ricettivo che rischia di moltiplicare attività potenzialmente abusive in quanto praticamente prive di qualsiasi controllo. Il trend fa ben sperare pertanto in uno sviluppo anche per il 2025, per il quale si attende un aumento di presenze legato alla futura Agrigento, capitale italiana della cultura. Analizzando le singole destinazioni, Agrigento, pur confermandosi una di successo di turismo internazionale, dimostra ancora la sua forte debolezza determinata dalla bassa permanenza media dei turisti, che non supera 1 giorno e mezzo, senza miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Le altre destinazioni del territorio, tra quali Licata, Lampedusa e Sciacca, mantengono molto più elevata la permanenza di turisti, con oltre 5 giorni. Le destinazioni hanno invece colmato totalmente il calo determinato dalla pandemia, dimostrandosi sopra il 2019 per presenze, mentre Agrigento si conferma la destinazione con più strutture ricettive di ospitalità, ex alberghiere e di fitti brevi. Esteso per tutto il 2025 il bonus per il contrasto ai carovoli della regione siciliana, sconto del 25% per i residenti in Sicilia e di un altro 25% per gli studenti disabili e la gente a basso reddito e servizio. È esteso per tutto l'anno 2025 il bonus per il contrasto al carovoli della regione siciliana. Prosegue dunque dal 7 gennaio fino al 31 dicembre del 2025 la misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso la Sicilia. A stabilirlo è stato un decreto dell'assessore alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, di concerto con il presidente della regione Renato Schifani. Estendiamo a tutto il 2025 il bonus del 25% del prezzo dei voli per i residenti in Sicilia, ha dichiarato l'assessore Aricò, certi di fare una cosa gradita ai nostri cittadini che affrontano non solo in via straordinaria in occasione delle festività, ma in ogni periodo dell'anno difficoltà nel corrispondere tariffe aeree talvolta esagerate. Abbiamo riscontrato, continua Aricò, una risposta eccezionale a questa iniziativa per promuovere la continuità territoriale fortemente voluta anche dal presidente della regione Schifani per il periodo delle festività natalizie, il cui rimborso è stato del 50% del prezzo del biglietto. Dopo l'approvazione della legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione, abbiamo così deciso il prolungamento della misura che favorisce la continuità territoriale in regime ordinario per tutto il 2025.
I dettagli sui requisiti di accesso al bonus si trovano sulla piattaforma SicelaPay. Sono state rafforzate inoltre le misure di controllo sulle richieste pervenute ai fini dell'erogazione del contributo per evitare eventuali tentativi di truffa che sono stati già riscontrati e prontamente denunciati dall'assessorato alle autorità competenti. Il consigliere comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, riferisce quanto discusso nella sesta commissione consiliare nel merito delle condizioni di salute del servizio idrico in città. Il consigliere comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, riferisce quanto discusso nella sesta commissione consiliare del Comune di Agrigento in merito alle condizioni di salute del servizio idrico in città. La consigliere Zicari afferma alla riunione ha partecipato il vice sindaco e l'assessore Aurelio Trupia, che ha informato che l'AICA ha avuto problemi di liquidità perché molti comuni non hanno pagato l'acqua. Il comune di Agrigento paga trattenendo dalle bollette il prestito reso e a breve tratterà anche il costo dei lavori di manutenzione effettuati più rapidamente al posto dell'AICA. Entro gennaio inizieranno i lavori per la ricostruzione della rete idrica ad Agrigento, probabilmente avviandoli dalla via Manzoni o dalla contrada San Giusippuzzo. Il commissario nazionale per l'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua, ha assicurato che entro il mese di giugno sarà attivato il dissalatore a Porto Empedocle con una capacità di 100 litri al secondo. Con fondi regionali è stata acquistata un'autobotte in uso al comune. Per prenotarla bisogna mandare un'email all'ufficio di gabinetto del comune. Il centro operativo comunale. Abbiamo chiesto all'assessore Trupia di intervenire in sede di cabina di regia regionale per l'emergenza idrica al fine di intervenire e dotare l'AICA utilizzando i fondi per l'emergenza di una squadra per le piccole manutenzioni, così da evitare di perdere acqua in strada. Attendiamo, conclude la Zicari, il nuovo depuratore. Giuseppe Milisenda Giambertoni è il nuovo presidente del Tribunale di Agrigento, così come deciso dal Consiglio Superiore della Magistratura ed è stato votato all'unanimità. Milisenda Giambertoni ha 61 anni, attualmente presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, rientra ad Agrigento dove aveva iniziato la sua carriera come pretore. Tra l'altro è stato anche presidente della prima sezione penale dal 2012 al 2018. Il giudice Milisenda Giambertoni è prevalso sul concorrente al ballottaggio, il collega Alfonso Malato, attuale reggente del Tribunale di Via Mazzini dopo il pensionamento di Pietro Falcone. Intanto il cartello sociale della provincia di Agrigento esprime pieno compiacimento per la nomina del nuovo presidente del Tribunale, rivolgendo al dottor Milisenda Giambertoni i più sentiti auguri di buon lavoro. Si è conclusa la conferenza episcopale siciliana che ha tenuto la sessione dei suoi lavori presso la sede di Palermo, presieduta dal presidente Monsignor Antonio Raspanti, e terminata con la scelta da parte dei vescovi siciliani di tenere la sessione autunnale della conferenza episcopale a Tunisi dal 15 al 18 settembre 2025 in visita alla chiesa tunisina. Le interviste. Abbiamo tenuto la prima seduta della conferenza episcopale siciliana del 2025 e come da programma abbiamo ascoltato Don Ciotti perché a marzo Libera ha deciso di festeggiare i 30 anni nella diocesi di Trapani, quindi in Sicilia. E Don Ciotti ci ha infervorato con il suo carisma di attenzione non solo all'illegalità ma soprattutto all'educazione dei giovani, a un vero investimento nell'educazione dei giovani che sono il cuore, come sappiamo, della società. Ma questo ci ha subito portato a un altro grande argomento che abbiamo trattato tra di noi, e cioè gli oratori. Cercare di capire lentamente, studiare fino in fondo come dobbiamo rimodulare questa attività straordinaria nei confronti dei giovani, anche in seguito al protocollo che abbiamo firmato con il governo regionale, il quale ha riconosciuto il valore sociale, civile, culturale dei nostri oratori. Quindi abbiamo intrapreso un vero e proprio approfondimento che seguirà nei prossimi mesi, collaborando anche con i religiosi, soprattutto con i padri salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice, che hanno grande esperienza in proposito. E poi abbiamo parlato delle vocazioni, non solo la vocazione al sacerdozio, ma alla scoperta di ciò che Dio ti chiede di fare in qualsiasi tipo di vita.
tant'è che abbiamo patrocinato un master che si terrà allo Studio Teologico San Paolo proprio per chi vuole accompagnare, indirizzare, fare scoprire, aiutare giovani o meno giovani che sono alla ricerca della propria chiamata, del senso della propria vita, di che cosa, come vivere al meglio, secondo il Vangelo, la propria quotidianità. In occasione del Venerdì Santo, ogni anno la Chiesa Universale promuove la colletta del Venerdì Santo, che serve in qualche modo a sensibilizzare la comunità cristiana nel mondo per poter sostenere sia i luoghi santi e quindi la memoria delle pietre, dei santuari in cui i luoghi della redenzione ancora oggi parlano, ma anche per continuare a sostenere le comunità cristiane e quindi le pietre vive. Oggi ho avuto modo di incontrare i vescovi riuniti qui a Palermo nella conferenza episcopale siciliana, intanto per ringraziarli per quanto loro già fanno durante l'anno e quindi rispetto alla colletta del 2024, e continuare l'opera di sensibilizzazione in questo momento storico in cui il Medio Oriente, quindi Libano, Siria, Israele, Palestina, sono fortemente appesantite da questo clima di guerra, di terrore, di tristezza, ma anche di sofferenza. E quindi il tema che quest'anno 2025 per la colletta del Venerdì Santo proponiamo è quello di seminare la speranza. In questo contesto ho dato ai vescovi anche un piccolo pensiero, un portasaponette fatto dal nostro laboratorio di ceramica, artigianato siciliano, quindi fatto dai frati, unito ad un'opera di artigianato siriano, il sapone di Aleppo, molto famoso. L'origine del sapone di Marsiglia arriva proprio dal sapone di Aleppo, ma che è realizzato proprio dalle comunità cristiane, che è un segno di speranza, di sostentamento, ma allo stesso tempo che unisce chi dona e chi riceve il dono. E quindi è bello poter in qualche modo sapere che quando noi facciamo un dono, in realtà fa bene a chi lo riceve e a chi dona. E tra pochi giorni, esattamente il 24 gennaio prossimo, riceverà l'ordinazione presbiteriale Don Francesco Traina, originario di San Giovanni Gemini. Lo sentiamo in questa intervista fatta da Don Carmelo Petrone per l'Amico del Popolo. Sono con Francesco Traina, 29 anni, originario di San Giovanni Gemini. Il prossimo 24 gennaio sarai ordinato presbitero. A pochi giorni da questo evento decisivo per la tua vita, quali sentimenti albergano nel tuo cuore? E sicuramente dei sentimenti di gioia, di trepidazione per questo evento ormai prossimo nella mia vita, che coinvolge non soltanto la mia vita ma anche la vita della diocesi e della Chiesa Agrigentina, in quanto questa Chiesa avrà il dono di un nuovo presbitero nella mia persona, che servirò appunto questa porzione di Chiesa che il Signore mi ha affidato, che è la Chiesa di Agrigento. Dopo l'ordinazione diaconale hai svolto il tuo ministero a Ribera e ultimamente a Canicattì, dove dopo l'ordinazione presbiterale resterai come vicario parrocchiale in aiuto, ecco, di Don Giuseppe Maniscalco e della comunità parrocchiale. Sì, ho svolto il mio ministero diaconale nella comunità ecclesiale di Ribera fino a settembre dello scorso anno e a ottobre mi sono inserito nella parrocchia di Santa Lucia in Santa Chiara a Canicattì, dove appunto dopo l'ordinazione presbiterale continuerò il mio servizio come vicario parrocchiale. Sono state 2 comunità in cui ho vissuto belle esperienze che mi hanno aiutato a prepararmi meglio all'ordinazione presbiterale. L'invito a tutta la Chiesa Agrigentina di prendere parte alla mia ordinazione presbiterale il 24 gennaio in cattedrale alle ore 18. È un evento bello, è un evento di grazia, è un evento per cui gioire insieme e condividere questo momento di gioia, appunto, tutti insieme presenti. E il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, interviene sulle ultime inchieste svolte dalla DDA di Palermo
che hanno interessato anche la città di Porto Empedocle, suscitano sentimenti di preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale, afferma il sindaco, che ha sin dall'inizio improntato la propria azione di sviluppo e risanamento ai principi di trasparenza e legalità, di contrasto al crimine comune e organizzato. Esprimiamo pertanto ringraziamenti alle forze dell'ordine e alla magistratura per l'attività svolta a nome della collettività empedoclina laboriosa ed onesta. Matteo Messina Denaro a 2 anni dalla cattura, un bilancio. La città a fianco allo Stato, alle istituzioni che lottano ogni giorno per liberare il nostro territorio. Questa è la dimostrazione plastica di quello che è il sentimento di tutti i cittadini campobellesi e non soltanto. La vita in un diario. Matteo Messina Denaro ha affidato i suoi pensieri a 2 quaderni destinati alla figlia Lorenza. Aforismi, citazioni di filosofi, scrittori, ma anche uomini dello spettacolo, frasi estrapolate da libri, materiali annotato, tutto apparentemente senza alcun filo logico. È su questa apparenza che bisogna probabilmente ragionare. Le riflessioni esistenziali del superboss possono risultare per alcuni affascinanti. Ci si confronta con la mente malata di un uomo sanguinario. Era pieno di sé, Messina Denaro, pronto a sfidare tutto e tutti, arroccato nei valori di Cosa Nostra, irredimibile fino all'ultimo respiro. Ciò che interessa è però comprendere se, oltre ad un lascito morale, i diari siano serviti per fornire indicazioni ai familiari e non solo. I diari raccontano comunque il naufragio del rapporto con la figlia. Non si sono conosciuti per 27 anni, anche se il padre racconta di essersi avvicinato a Lorenza senza che lei se ne accorgesse. Si sono scontrati fino ad odiarsi, alla fine però è arrivata la riappacificazione sancita dalla scelta della ragazza di prendere il cognome del padre. Ci sono periodi in cui Messina Denaro se ne andava in giro senza alcun timore, ad esempio a Verona, e altri in cui sembrerebbe essere stato costretto a vivere nascosto e in solitudine. I pensieri del capomafia stragista iniziano con un primo quaderno dove alla fine spiega quali sono le sue ultime volontà. Ha pensato a tutti e a tutto e ha fornito anche le indicazioni del suo funerale. E io qua bloccato con le 4 gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Ad ogni modo il canale di comunicazione, come abbiamo appreso in questo tempo dalle cronache con la famiglia, è rimasto sempre aperto dal 2006 al 2019, periodo in cui sono stati scritti proprio i diari. Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo, era il 16 gennaio 2023. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Dopo il blitz è stato trasferito prima nella caserma San Lorenzo, poi all'aeroporto di Bocca di Falco per essere portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. Messina Denaro era latitante dall'estate del 93 quando, in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da primula rossa. Sul boss pesava già una condanna all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia. Per le stragi di mafia del 92 costata invece la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del 93 in via Palestro a Milano, in cui morirono 5 persone, in via dei Georgofili a Firenze, che costarono la vita ad altre 5, a Roma, in via Fauro, dove si registrarono 24 feriti. Matteo Messina Denaro è morto poco prima delle 2 nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre 2023. Era all'ospedale dell'Aquila.
Il denaro non è soltanto una parte del suo cognome, ma uno strumento del suo potere invisibile e intatto. Libera è la via libera. La rivista delle associazioni hanno provato a fare i conti in tasca a Matteo Messina Denaro, che ha basato la sua leadership non soltanto sulla violenza, ma soprattutto sui soldi e sui rapporti con politica e massoneria. E così Libera e la sua testata hanno stimato al 2020 un tesoro pari ad oltre 4 miliardi di euro in una provincia, quella di Trapani, dove la media dei redditi pro capite è tra le più basse d'Italia. Io in genere sfuggo dal farmi conoscere, anche da mia mamma. Io sono così, sono tipo un felino. Parliamo di aziende, conti correnti, beni mobili e immobili, sequestrati e confiscati in seguito alle attività investigative grazie a prestanomi, gregari, imprenditori, persone a vario titolo riconducibili comunque a Matteo Messina Denaro. Un capitale conosciuto che rappresenta solo una minima parte di quello occulto, nascosto, in libri contabili e investimenti in giro per l'Italia e all'estero, grazie alla complessa e articolata catena di figure che in questi anni gli hanno consentito di gestire investimenti e operazioni di riciclaggio, individuando sempre nuovi settori economici nei quali muoversi. Linea alla regia per la pubblicità. Nel 2024 l'Italia ha registrato un incremento delle morti sul lavoro per un totale di 1.482 decessi, di cui 57 in Sicilia, segnando un aumento del 3,3% rispetto ai casi dell'anno precedente. Questo significa una media di oltre 4 morti al giorno, 30 alla settimana, 123 al mese. Ascoltiamo in merito Piero Ceraulo, segretario generale della Filea CGIL di Palermo. I dati che emergono a fine 2024, segnando e facendo registrare come l'anno più terribile degli ultimi anni in materia di morti e infortuni sul lavoro. Da questo punto di vista la Sicilia purtroppo rientra tra le prime regioni ad essere stata tra appunto quelle con maggiori infortuni mortali sul lavoro, ben 57. Da questo punto di vista mi sembra che ci siano poche parole per descrivere una questione, un dramma che continua ad essere una piaga sociale nel nostro paese e nel nostro territorio. Sugli infortuni e sulla materia della sicurezza purtroppo non vediamo, anche da parte del governo sia nazionale che regionale, interventi e misure che possano in qualche modo mitigare e ridurre quella che è l'esposizione a rischio da parte dei lavoratori. Questo, per poterlo fare, ci vuole una consapevolezza e una coscienza che purtroppo, ripeto, oggi non vediamo. Noi come Filea CGIL continueremo la nostra battaglia nei cantieri, presidiando i cantieri e appunto lavorando con i lavoratori, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con la nostra associazione degli RLST e provando a coinvolgere sempre in maniera più puntuale ispettorato, Spresal e tutti i soggetti ispettivi affinché si possa in qualche modo avviare un percorso che abbia come obiettivo quello della riduzione degli infortuni nei posti di lavoro. Per farlo occorre, come dicevo, una consapevolezza da parte di tutti i soggetti e oggi ancora di più probabilmente anche l'intervento da parte della prefettura che anni fa aveva attivato un tavolo di monitoraggio per i cantieri edili proprio sulla materia della sicurezza. Credo che questo possa essere nuovamente uno degli aspetti con i quali poter riprendere, ripeto, una discussione che coinvolga tutti i soggetti ispettivi che mettono sul tavolo informazioni e dati proprio per poter in qualche modo ridurre quelli che sono gli infortuni nei luoghi di lavoro. Sciopereranno i metalmeccanici, le motivazioni della protesta nazionale, tante le criticità nel territorio messinese. L'intervista. Le richieste sono il rinnovo del contratto. Il rinnovo del contratto, noi abbiamo presentato una piattaforma mesi or sono che Confindustria non ha neanche controllato. Ci ha fatto una controproposta prima della scadenza che è veramente da rigettare
Da dove è venuta? Questa piattaforma sminuisce il potere d'acquisto dei noi metalmeccanici e con questo crea anche delle spaccature sociali, perché addirittura hanno messo l'assorbimento dei nostri scatti di anzianità e darceli dopo 2 anni, creando dei problemi sui salari, e questo noi non lo vogliamo. Hanno bocciato la nostra piattaforma che prevedevamo 280 euro in 3 anni, proponendoci 173 in 4. Questa cosa non va bene assolutamente. Noi rigettiamo questa piattaforma propostaci da loro e rivendichiamo i nostri diritti conquistati con i nostri contratti fino ad oggi. Il potere, anche quello come il potere, la possibilità di studiare anche per un lavoratore che vuole laurearsi, la possibilità di fare formazione. Invece loro anche i diritti sulla formazione professionale questi li stanno accantonando, perché nessuna società li mette in campo per dare possibilità ai lavoratori di crescere professionalmente. Noi chiediamo più salario perché le 280 euro sono figlie di un recupero inflazionistico, quindi non sono somme così a caso. Anche la questione della riduzione dell'orario di lavoro. Ebbene, sappiamo tutti che siamo in una fase epocale di cambiamento industriale di questo Paese. Si parla tanto di transizione ecologica, digitalizzazione, intelligenza artificiale, quindi solo e soltanto con una riduzione dell'orario di lavoro possiamo affrontare gli esuberi che giocoforza questo cambiamento epocale porterà nel settore metalmeccanico. Lavorare di meno significa infortunarsi di meno, dare più spazio ai lavoratori e alle proprie famiglie e soprattutto si riacquista la competitività, perché oggi siamo ancora col pensiero, diciamo, datoriale, che con l'orario di lavoro la produttività in azienda si misura secondo il loro dire attraverso l'orario. Non è così, la produzione in azienda si misura con la capacità di rendere affiatati i lavoratori, di creare degli ambienti sani. Metalmeccanici in sciopero per una protesta che è nazionale, ma quali sono le criticità locali? In questa città, se partiamo dal capoluogo, c'è una gravissima situazione che riguarda la cantilistica navale. Sotto silenzio si sta consumando una crisi profondissima di questo settore, che ha già perso nel tempo migliaia di posti di lavoro, è un settore cannibalizzato dagli appalti, è un settore che non vede investimenti, è un settore dove il lavoro viene sfruttato, i lavoratori vengono sfruttati, addirittura non viene applicato neanche il contratto collettivo nazionale. Appalti, frammentazione del ciclo produttivo e soprattutto non c'è un piano industriale. Questo ci preoccupa molto, ma come FIOM nei prossimi giorni avvieremo un'ulteriore iniziativa che abbiamo fatto nelle scorse settimane. Poi c'è il problema gravissimo della centrale elettrica 2A, dove non c'è un piano di riconversione, dove in questo momento ci sono ancora lavoratori a tempo determinato con anzianità trentennale, addirittura lavoratori ancora che non sono rientrati in fabbrica, e noi prevediamo appunto una crisi profonda di questo impianto. Già registriamo in alcune aziende un calo di lavoro e la cosa più grave è che ci sono segnali inquietanti anche dalla RAM, nella raffineria. È proprio di questi giorni la notizia che in alcune aziende non abbiano pagato la 13ª, che in alcune aziende ancora non abbiano pagato gli stipendi, che in alcune aziende non abbiano pagato il premio di produzione. E quindi questa cosa ci impone una mobilitazione aggiuntiva, direi io, rispetto a quella che è la situazione della trattativa a livello nazionale, che stiamo supportando per quello che possiamo, sapendo che ci scontriamo anche con la paura dei lavoratori, perché diciamocelo chiaramente, nei luoghi di lavoro c'è un clima di intimidazione, di repressione antisindacale. Questo è un segnale positivo che vogliamo comunicare a tutti gli operai metalmeccanici. Non devono avere paura, perché uniti riusciamo anche a, come dire, modificare lo stato delle cose esistenti. Presentata nell'aula consiliare del Comune l'edizione 2025 del più bel carnevale di Sicilia, quello di Acireale, i colleghi di Catania. Si è svolta nella sala Pietro Filatti del Palazzo di Città di Acireale la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale e le novità dell'edizione 2025 del più bel carnevale di Sicilia.
Il nostro è un format rinnovato, è un format che va verso i giovani, va verso il divertimento, va verso le famiglie con i bambini, è tutto pensato per garantire una giornata, delle giornate intere di spettacoli e sicuramente i nostri maestri della cartapesta stanno già lavorando per approntare appunto delle opere che saranno di assoluta bellezza, per cui l'invito è quello di venire al Carnevale perché Acireale mostrerà il meglio di sé, mostrerà le opere in cartapesta nel miglior modo possibile, lo farà all'interno di un percorso, all'interno di un mondo che è quello del Carnevale in maniera divertente, in maniera allegorica e quindi siamo pronti, siamo convinti che questo sarà un grande Carnevale, per cui il nostro è un invito a seguirci, a venire dal 15 febbraio al 4 marzo e sicuramente le sorprese non mancheranno. Torna come ogni anno il Carnevale di Acireale all'interno di un cartellone annuale nella nostra città che ormai conoscete tutti. Chiaramente il Carnevale di Acireale è la punta di diamante, direi, non solo del nostro cartellone, quindi di Acireale, ma anche della Regione Sicilia. E sono tante le attività, tante le giornate che sicuramente chi arriverà da fuori e già sono tanti i biglietti che sono stati staccati. Sembrano pochi in effetti 600 biglietti, ma se considerate che è il primo anno che si anticipa e che si vende online, comunque è un numero di persone che arriva tra l'altro da fuori Italia non indifferente, quindi ci miglioreremo negli anni anche nella vendita online, appunto, che servirà a conoscere sempre più il nostro Carnevale. Come ogni anno, anzi forse più degli anni passati, esalterà i carri dei nostri maestri artigiani, perché abbiamo deciso di prolungare le sfilate. Negli anni passati si chiudevano già alle 9, alle 9:30 perché c'erano gli spettacoli, abbiamo deciso insieme al CDA di prolungare e di chiudere alle 11, 11:30, insomma fino alla mezzanotte con le sfilate, perché la vera bellezza del nostro Carnevale sono diciamo, quello che le maestranze, che gli artigiani hanno realizzato, i nostri carri allegorico-grotteschi, quindi bisogna dare come dire, spazio ai carri. Passiamo allo sport. Nel recupero della 16ª giornata del campionato di Serie D Girone I, giocata ieri allo stadio Broccoleri, la Castrum Favara perde per 3-1 contro la blasonata Reggina. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Stop casalingo per la Castrum Favara che nel recupero della 16ª giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I perde 3-1 contro la blasonata Reggina. I calabri hanno vinto meritatamente e dimezzano le distanze dalla capolista Siracusa. Gli uomini di mister Pietro Infantino hanno cercato in tutti i modi di frenare i forti calabresi, sicuramente di categoria superiore, che hanno subito imposto il loro gioco, macinando azioni su azioni e rendendosi pericolosi ad ogni puntata in avanti. Giocatori giallo-blu che, come ha detto a fine gara il direttore sportivo Tino Longo, hanno forse sentito troppo la partita. Il sempre ottimo portiere capitano Tommy Scuffia, che ha ricevuto molti elogi dal tecnico reggino Bruno Trocini, ha evitato finché ha potuto la gioia del gol agli avversari, che riescono ad arrivare sotto rete con una frequenza impressionante. Il gol del vantaggio della Reggina arriva al 20°, Grillo si libera sulla sinistra, cross in aria per la perfetta girata di testa di Barranco. Il Castrum Favara prova a reagire, ma sono i calabresi a sprecare altre occasioni. Il pareggio arriva al 39° con un bel colpo di testa di Varela che risulta imparabile per Lagonigro. Nella ripresa il Castrum Favara si dimostra più reattivo, imposta bene il gioco, fa diverse puntate in avanti e argina con puntualità le spinte offensive della Reggina. Cresce anche l'entusiasmo del pubblico favrese che vede i propri beniamini giocare alla pari contro la corazzata calabrese. Ma al 32° arriva il raddoppio degli ospiti con una bella azione di Barranco che serve magistralmente di tacco Ragusa che realizza la rete del vantaggio. Gol che diventano 3 al 34° con un colpo di testa di Ciam sul corner battuto da Dell'Oglio. Una sconfitta che non ne inficia il bel campionato che sta realizzando il Castrum Favara, che appena il tempo di fare la doccia dovrà recarsi domenica all'Esseneto per il Super Derby con l'Acragas. Ma ecco le impressioni di fine gara in sala stampa. Ha fatto una partita importante, noi abbiamo provato a fare il massimo di quello che abbiamo. Per noi l'infrasettimanale
sempre, l'avevo detto prima, è sempre una cosa negativa. Noi abbiamo bisogno di recuperare una settimana, di fare una settimana tipo per avere tutti i giocatori al 100%. Alla lunga 4-5 giocatori l'hanno pagata, abbiamo cercato di cambiare, però poi la regina ci ha surclassato sotto. C'è qualcosa che non ha funzionato? Non è che non ha funzionato, loro dobbiamo dare atto a una squadra che strutturalmente, tecnicamente è superiore a noi. Abbiamo cercato, fino a quando abbiamo tenuto il passo ce la siamo giocata, quando abbiamo abbassato un po' i ritmi o qualcuno ha mollato fisicamente, hanno fatto superiorità numerica e lì hanno fatto la differenza. Però Eppure a me piace sempre il secondo tempo, almeno buona parte, diciamo un 20 minuti del secondo tempo, Favara si è dimostrata la bella squadra che è. No, ma non ho niente da riprovare, ragazzi. Ho detto, fino a quando abbiamo tenuto ritmi alti, abbiamo fatto pressione alta, abbiamo cercato di tenerli lontani dalla nostra porta, abbiamo fatto un'ottima partita, però poi alla lunga, quando l'ho detto prima, quando 4-5 giocatori già vanno ad abbassare questo ritmo, ad abbassare questa condizione fisica, l'abbiamo pagata, e l'abbiamo pagata a caro prezzo, perché in 10 minuti ci hanno fatto 2 gol e lì soprattutto il secondo ha smontato anche psicologicamente, sapendo le difficoltà ad arrivare nella porta avversaria della Regina, che hanno un impianto di gioco, giocatori esperti, giocatori che hanno tanta qualità. Un po' ci ha smontato. Il terzo gol sicuramente è stata una mazzata per i miei ragazzi, però devo dire sempre che questi miei giocatori, questi miei uomini danno sempre il massimo di quello che hanno. Adesso dobbiamo recuperare, sperando che abbiamo 2 o 3 acciacchi, sperando di recuperarli al 100%, anche perché come ho detto la volta scorsa, nemmeno il tempo della doccia e vai ad Agrigento. Abbiamo il derby sentito, vediamo domani come stiamo e ripartiamo con serenità, sapendo che fino a quando abbiamo fatto il nostro gioco ce la siamo giocata alla pari con una super corazzata che se la giocherà fino alla fine per andare in Lega Pro e campionato più importante, perché la Regina come Siracusa com'è. Secondo me è mancata un po' di concentrazione nel finale, perché i ragazzi chiaramente hanno subito un po' la pressione della partita, e l'esperienza dal mio punto di vista ha prevalso sulla partita, perché magari c'è stato un equilibrio nel secondo tempo, anzi credo che fino a quando non c'è stato il 2-1 non credo che si sia vista tutta questa differenza, non mi pare. E infatti dopo aver subito il gol c'è stata subito la ricerca del pareggio e si ci è riusciti. Nel primo tempo, diversamente dal secondo, non abbiamo fatto bene, anzi il pareggio è venuto nel momento peggiore della nostra partita, se dovessimo analizzare bene. Io credo che invece nel secondo tempo eravamo partiti bene e potevamo fare male nei primi 15 minuti, 20 minuti, che ho visto una squadra che si è abbassata, la Regina lo vedevo un po', era messa lì baricentro basso. Ripeto, il calcio è fatto anche di episodi, e a volte poteva riuscire al contrario, una palla di Demin sulla fascia poteva riuscire un tiro magari la Combolesca entrava e cambiava col portiere. Dico, Varela ha avuto l'occasione a tu col portiere. Dico, andare oggi a pensare che la mia squadra dei ragazzi, io devo dire che se la sono giocata fino alla fine, poi prevale sempre quell'episodio, ma diamo sempre merito a chi vince. Domenica c'è il derby con l'Acragas, peccato ancora una volta interdetta ai tifosi e ai cittadini favaresi. Ma qui non possiamo mettere bocca, perché il prefetto l'ha fatta l'andata con noi e chiaramente era scontato che andava a ripetere, diciamo, lo stesso verdetto. Però siccome sembra una partita importante, i favaresi sapranno come tifare anche se non vengono allo stadio. Io dico che il primo tempo è stato veramente strano e anche beffardo quasi, no? Dove secondo me potevamo chiudere con diversi gol di vantaggio e invece siamo andati a riposo con l'1-1.
ma la cosa che secondo me è la più preoccupante è stato prendere il pareggio in quella circostanza, dove secondo me c'è stato un fallo clamoroso su Girasole. Avevamo dopo mezz'ora 3 centrocampisti ammoniti. Questa è stata una cosa che ovviamente ci ha penalizzato, ci ha fatto un attimino ragionare. In questo nello spogliatoio ci siamo detti proprio questo: siamo calmi, pensiamo a giocare, siamo tutti centrocampisti ammoniti. Quindi secondo me c'è stato un quarto d'ora a fine primo tempo, fra 10 minuti a fine primo tempo e 5 minuti al secondo, dove abbiamo cercato un attimino i ragazzi hanno cercato di rimanere quadrati in campo e fare le cose nella maniera giusta, più magari con la testa che con la veemenza che avevamo avuto inizialmente. In merito ai gol, fanno parte del gioco, però insomma abbiamo fatto comunque 3 gol, tirato in porta tantissime volte. Devo dire che loro hanno un portiere assolutamente importante per la categoria, che oggi ha fatto una grandissima partita. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.